L'agricoltura può fare molto perché a riguardo ha un ruolo strategico, sta al centro di un sistema sia territoriale sia economico. L'agricoltura occupa fisicamente con le proprie aziende il 58% del territorio nazionale, ne determina le caratteristiche del 92% che è classificato come rurale e quindi è il settore che più di ogni altro interagisce col territorio e col suolo. Il ruolo che l'agricoltura può svolgere fino alla conservazione del suolo diventa strategico per mantenere il territorio, per conservare i valori del territorio e consentire appunto la loro messa a reddito sostanzialmente, quindi un uso positivo da parte di chi ci vive. E allora diventa strategica proprio la presenza dell'agricoltura per consentire l'avvio e anche il sostegno di processi di sviluppo che oggi vengono in parte trascurati proprio perché si tende più a guardare a fenomeni di concentrazione dello sviluppo stesso che non a fenomeni invece di diffusione attraverso appunto modelli che interessano il territorio nel suo complesso e che si fondano sulla valorizzazione delle risorse presenti a livello locale. Sì, questo evento si colloca in un ambito più ampio, quello della celebrazione del 50° anniversario della PAC, ed è giusto che sia così perché appunto non si evidenzia solo il ruolo che l'agricoltura può svolgere ai fini della conservazione del suolo e quindi l'attivazione dei processi di sviluppo, ma anche il ruolo che le politiche che sostengono l'agricoltura possono svolgere di conseguenza. E quindi è evidente che il discorso si sposta anche sulle politiche dell'Unione Europea che riguardano anche espressamente degli interventi a tutela del suolo. A riguardo c'è una strategia tematica che l'Unione Europea porta avanti da tempo e che si fonda su 4 pilastri, uno dei quali riguarda proprio l'integrazione della componente suolo nell'ambito di tutte le politiche economiche, che va quindi nel senso di far sì che ogni attività economica consideri l'impatto che ha sul suolo e quindi consideri anche il suolo come elemento centrale per sostenere i fenomeni di sviluppo economico. Questa strategia poi, oltre che sull'integrazione, si fonda anche sulla sensibilizzazione della popolazione e qui rispetto ai temi del suolo, e in questo senso l'iniziativa di oggi e quelle che ne seguiranno, sempre sostenute dalla Commissione Europea, hanno anche l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione. Poi questa strategia tematica si fonda anche sulla ricerca, quindi sostenere la ricerca affinché individui soluzioni specifiche per la conservazione del suolo e poi anche sull'attuazione di legislazione specifica che dovrebbe vedere, si spera presto, la luce, infatti una direttiva specificatamente rivolta alla conservazione del suolo che è già stata elaborata ma che è bloccata da anni a causa di contrapposizioni tra gli Stati membri che non tutti hanno la stessa sensibilità rispetto a questo problema. Va detto che la strategia di cui adesso stiamo parlando si colloca al di fuori delle politiche agricole. Le politiche agricole intervengono in favore del suolo in modo indiretto e questo accade ad esempio sia attraverso le politiche del cosiddetto secondo pilastro, quelle dello sviluppo rurale, dove sono previste una serie di misure che possono avere un effetto sul suolo e ricade anche nell'ambito del pagamento unico, il primo pilastro, dove come sappiamo la concessione di aiuti agli agricoltori è subordinata al fatto che essi rispettino certe regole, tra cui anche quelle della conservazione del suolo. Quindi le politiche agricole hanno adesso e avranno anche in futuro un ruolo indiretto nei confronti del suolo. La strategia tematica della Commissione Europea invece si inserisce nell'ambito delle politiche ambientali, quindi in un contesto diverso, e dovrebbe avere una rilevanza specifica perché appunto la direttiva sulla difesa del suolo, semmai vedrà la luce, sarà appunto un provvedimento mirato e rientra nell'ambito delle politiche ambientali che sicuramente sarà complementare con quelle agricole, però non facenti parte della politica agricola comune. Oggi siamo qui a Veneto Agricoltura nella Corte Benedettina perché questo è uno dei primi convegni che è stato organizzato dalla Commissione Europea per cercare di fare in maniera di portare a conoscenza della gente quelli che sono effettivamente i valori e la salvaguardia del territorio. Uno verrà fatto in Nord Italia e logicamente per il Veneto è motivo anche di soddisfazione ad avere qui la Commissione Europea, uno verrà fatto al centro Italia in Umbria e l'ultimo sarà in Sicilia. Cercare di fare in maniera di trovare tutti assieme quali possono essere le tematiche per la salvaguardia del territorio. Salvaguardia del territorio che vuol dire costantemente sottrarre terreno, pensate 275 ettari al giorno che spariscono di verde a livello nazionale, e fare in maniera di far capire alla gente quanto utile può fare invece una sana
sana gestione del territorio, della salvaguardia idrologica e soprattutto delle costruzioni. Perché stiamo parlando di costruzioni? Stiamo parlando di costruzioni perché pensate che abbiamo talmente tanti capannoni abbandonati o talmente tante case civili che vengono costruite che un po' alla volta nel corso degli ultimi 50 anni hanno superato addirittura l'esigenza da parte delle comunità. Da 38 milioni di vani 50 anni fa siamo passati a 138 milioni di vani attualmente. Questa è un'esigenza assolutamente che non serviva perché si sta costruendo più di quello che è la richiesta. Se mettiamo in fila i capannoni abbandonati nel Veneto andiamo dal confine con il Friuli e confine con la Lombardia. Allora cosa poter fare? Innanzitutto cercare di fare in maniera a livello soprattutto comunale un'ottica molto oculata nella concessione edilizia. Cercare di recuperare questi contesti industriali anziché abbandonarli e costruirne di nuovi, facendo in maniera che il settore edilizio non possa soffrire di questa defiance, ma fare in maniera soprattutto a livello civile che le abitazioni vecchie, quelle abbandonate o quelle che sono all'interno di ogni singolo comune vengano, anziché costruite nuove, recuperate. In questa maniera cercheremo di tutelare quello che abbiamo a livello territoriale, sapremo che l'acqua può defluire tranquillamente, aver cura dei fossati, ma soprattutto fare in maniera che non si perdano posti di lavoro. Questo potrebbe anche essere un'ottima occasione perché, come sappiamo perfettamente, l'agricoltura a livello nazionale sta andando bene, anche se con dati logicamente un po' deficitari a livello mondiale e a livello europei. Sappiamo che il mondo dell'agricoltura è il secondo dopo il settore turistico. Questo ci permetterebbe anche di avere, oltre che la cura del territorio, la possibilità di creare posti di lavoro, di consumare alimenti che produciamo a livello nazionale, per cui soggetti a normative europee che noi sappiamo perfettamente tutelare, non importare costantemente cose da altri paesi che non sappiamo perfettamente come possono essere state gestite o lavorate. E effettivamente questo potrebbe portare anche un po' di sicurezza non solo a livello di suolo ma anche nella nostra alimentazione complessiva. Negli ultimi anni si stima che circa 275 ettari vanno perduti quotidianamente a causa dell'impermeabilizzazione del territorio e di altre pratiche che ovviamente coprono i terreni fertili e quindi creano dei grossi disagi e veramente una grossa perdita a quello che è il territorio agricolo europeo. Questo convegno, voluto dalla Commissione europea in collaborazione con Europe Direct Veneto Agricoltura, vuole fare proprio il punto su questa situazione, una situazione che sempre più, se non viene governata, potrà creare grossi problemi. L'impermeabilizzazione del suolo avviene quando si copre il suolo con una superficie impermeabile come l'asfalto o il cemento. Questa procedura naturalmente è utile perché è necessaria una certa stabilità per gli edifici e per le strade, ma con l'impermeabilizzazione del suolo si perde una varietà di funzioni importanti del suolo, prima di tutto la fertilità del suolo. L'agricoltura fino adesso è sempre quella che ha pagato dazio perché si sono presi tutto il terreno che serviva. In 50 anni il ritmo è stato incessante, 4, 5, 6, 10 ettari al giorno di terra che solo nel nostro Veneto ogni giorno, ogni sera che passa spariscono sotto la città che si è diffusa. Quindi l'agricoltura ha pagato a lungo dazio. Adesso si sta dicendo invece che l'agricoltura può fornire servizi, che è un altro concetto, e i servizi ovviamente si forniscono se qualcuno poi li paga e questo è forse il punto dolens. Un esempio è, proprio riferendoci a quello che dicevi, l'agricoltura può dare una mano quando non sappiamo più dove mettere l'acqua, perché questo è il tema. Quando succedono fenomeni come quelli che hanno generato l'alluvione di Ognissanti, non c'è tanto da fare, l'acqua c'è, sta arrivando veloce, sempre più veloce perché un tempo si muoveva più lentamente nel nostro territorio, poi l'impermeabilizzazione ha fatto sì che i tempi con cui l'acqua si muove nel nostro territorio si sono velocizzati. Sta per arrivare, sta per entrare nelle nostre città. Da 40 anni diciamo avremmo dovuto costruire le casse di espansione, perfetto, avremmo dovuto, adesso piccolo problema, non abbiamo neanche più i soldi per farlo, cosa che magari 10 anni fa ce li avevamo. Dove la metto l'acqua?
La metto sulle città? No. Sui capannoni? No. Sui centri commerciali? No, la metto in campagna. Volenti o nolenti. Fino adesso è stata messa in campagna, nessuno ha visto un euro di indennizzo. Punto. Adesso si tratta di cominciare a dire, bene, ragioniamo, che ruolo possono avere le aziende agricole? Possono dare spazio all'acqua, a patto che, e abbiamo per esempio le risorse del piano di sviluppo rurale che potrebbero remunerare questo servizio che è stato chiamato di alluvionamento programmato e pianificato dei campi, che non vuol dire mettere in crisi l'agricoltura, ma vuol dire prendere atto che quando ci sono certe emergenze è solo lì che l'acqua la puoi mettere. Non è la proposta di Veneto Agricoltura. Veneto Agricoltura si occupa di studiare cosa si può fare al meglio su terreni che periodicamente possano essere alluvionati. Ci sono alcune colture che sono gravemente a rischio. Per esempio un vigneto specializzato difficilmente lo posso prevedere all'interno di un'area dove ogni 2 o 3 anni posso avere un fenomeno di alluvionamento, perché ho proprio un problema di vita stessa e di sopravvivenza della pianta se mi resta per troppi giorni sommersa da alcuni metri di acqua. Ci sono altre colture, penso un prato stabile, che in tutte le stagioni invece possono essere alluvionate, al massimo perdo il prossimo sfalcio o gli sfalci di una stagione. Ci sono addirittura colture che possono essere alluvionate 365 giorni all'anno in qualsiasi stagione e non subiscono nessun danno, per esempio le colture legnose a ciclo breve per la produzione di biomassa. Allora basterebbe dire, invece che dare dei soldi per fare queste piantagioni in qualsiasi posto, diamo i soldi per farle solo laddove i proprietari volontariamente decidono di mettere a disposizione una superficie e magari ne hanno, anzi dal mio punto di vista obbligatoriamente, ne hanno una remunerazione che può avvenire in tanti modi, ad esempio riducendo o non pagando per nulla i canoni di bonifica. Grazie quindi al dottor Giustino Mezzalira. Ricordiamo che il convegno dal titolo Suolo, Agricoltura e Territorio, un equilibrio possibile è stato voluto dalla Commissione Europea, sede ovviamente italiana, in collaborazione con Veneto Agricoltura e il suo ufficio Europe Direct, appunto che è un ufficio dell'Unione Europea sito presso Veneto Agricoltura, in collaborazione anche con i giornalisti agricoli italiani, UNAGA, e quelli del Veneto, Argar.